Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti. Tante oggi le notizie, rimarremo insieme fino alle 13:30 e tanta però anche la cronaca e purtroppo in apertura una tragedia avvenuta nel Garda, scompare nelle acque del Garda un quarantenne, muore nella notte a Torri. Il corpo era adagiato sul fondale a 10 metri di profondità. La vittima, che era stata vista inabissarsi a poca distanza da un pontile, era originario dello Sri Lanka. Le ricerche che poi purtroppo hanno dato esito con il ritrovamento del corpo. Ed ora invece torniamo a parlare del caso di Alex Marangon, il giovane trovato privo di vita a Ciano del Montello sul Piave, nelle acque del Piave. Ieri c'è stato l'ultimo saluto ed oggi l'avvocato della famiglia, l'avvocato Stefano Tigani, si è rivolto al difensore dei due curanderos e dice: i suoi assistiti, i due curanderos, sono in un luogo sicuro, ma sicuro da cosa esattamente? L'autopsia è interpretazione di chi la fa. Sono stupito, è come dire che la matematica è un'opinione. Sono dispiaciuti e mandano le condoglianze e provassero ad aiutare la procura a risolvere il caso invece di nascondersi. Dunque l'avvocato Tigani si rivolge al difensore proprio dei due curanderi. Sono andati via, dice, perché avevano impegno, perché nessuno gli ha detto di restare. Il giovane, i due curanderi, lo ricordiamo, sono andati via subito dopo la scomparsa del giovane di Alex nella notte di sabato, poi il ritrovamento, lo ricordiamo, il martedì nelle acque del Piave. Tigani quindi si rivolge idealmente con questi interrogativi al collega spagnolo Oscar Palet Santandreu, che in un'intervista ha fatto parlare i due sciamani colombiani, Johnny Benavides e Sebastián Castillos, coinvolti nella vicenda. Di fatto quello di Tigani è un invito ai due curanderos ad uscire allo scoperto per spiegare ciò che sanno. Dicono un tonfo e un grido secco, aggiunge Tigani. Allora rispondano a questa semplice domanda: se con il tonfo Alex si è rotto il torace e soprattutto la testa, come ha fatto a gridare? Poi, se anziché precipitare sulle pietre lambendo i rami fosse finito in acqua con la testa rivolta verso il fondo, a maggior ragione come hanno potuto sentirlo gridare? Tanti, davvero tanti gli interrogativi, altro che caccia alle streghe, conclude il legale. Noi accettiamo qualunque verità, dice Tigani, purché sorretta da elementi inconfutabili, e allo stato questi sono le terribili lesioni sul corpo di Alex. Dunque l'avvocato Tigani dice: noi accettiamo tutto, ma vogliamo avere le prove inconfutabili di quello che viene detto da queste persone e soprattutto vogliamo giustizia per questo giovane che è morto a 25 anni. Ieri, come abbiamo detto, c'è stato l'ultimo saluto ad Alex Marangon, musica, palloncini, fumogeni colorati. I presenti, ovviamente gli amici, i genitori, la famiglia di Alex Marangon. Sul feretro sono dipinti un albero, un'ala, una piuma. All'esterno della chiesa dei Santi Patroni d'Europa a Marcon decine di palloncini colorati. È un ragazzo che suona l'handpan, lo strumento musicale tanto amato da Alex Marangon. Così questa mattina la famiglia, gli amici e la comunità hanno dato l'addio al 25enne che ha perso la vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno mentre partecipava a un rito spirituale nell'abbazia di Vidor, nel Trevigiano. Tanti colori, indossati, come aveva chiesto il papà di Alex, anche dai presenti, i colori che lui amava. La cerimonia funebre, officiata da Don Dario Magro, è iniziata con la lettura di alcune lettere da parte di chi era profondamente legato ad Alex, definito da tutti un vulcano di energia, un'anima libera. La mamma Sabrina, accanto alla figlia Giada, ha ricordato con dignità e compostezza i lunghi viaggi del suo Alex. Ci mancherebbe il tuo sorriso, il tuo abbraccio, le parole di vita. Quel che sei profondo, ci mancherebbe semplicemente tu. Abbiamo forse pensato, ma dobbiamo trovare la forza per andare avanti, per te, per la verità, non te lo meriti. Ciao Alex.
Tu sarà un viaggio dimenticato, sarà il viaggio della vita che non avrà mai finito. Ti vogliamo tutti tanto bene. Aspettaci dove sei, ma prima o poi dovremo fare una famiglia. Ciao Alex. Poi, in chiesa, nel giorno in cui l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino, è risuonata la voce di Alex quando cantava e suonava The Messenger durante uno dei suoi viaggi. All'uscita del feretro, dopo che Don Magro ha messo nelle mani di Papa Luca una candela a simboleggiare il giorno del battesimo di Alex, gli amici hanno voluto accompagnarlo con alcune delle canzoni che lui amava di più, sparando polvere colorata e fumogeni nel cielo, mentre la sua famiglia si stringeva a lui. Sullo sfondo, lo striscione che chiede verità sulla morte di Alex, una verità che ancora non è stata trovata. Ed il giorno prima, il venerdì, c'è stata una fiaccolata per chiedere proprio la verità sulla morte di Alex Marangon, organizzata dagli amici e presente ovviamente la famiglia. Sentiamo le parole dei genitori. Noi volevamo ringraziare tutti quanti, non avevamo intenzione di venire perché ho paura di tutta questa gente. Questi giorni sono stati terribili. Siamo stati assaliti da giornalisti, da tutto, di più. Noi siamo abituati a questo. Dopo la disgrazia essere assaliti. Ci sono giornalisti che hanno un po' di cuore, altri che sono avvoltoi veramente, che non ci lasciano respirare, non ci lasciano mangiare, vivere. Volevamo ringraziare tutti i presenti e speriamo che la verità esca. Alex era talmente buono che lo merita sapere la verità. Io avevo il terrore di uscire perché avevo paura che tutti venissero verso di noi a farci condoglianze. È pesante proprio. Ma si è sollevata, comunque ne valeva la pena forse. Sì, mi dispiaceva non venire perché ho visto veramente tante persone che l'hanno fatto col cuore e veramente non dispiaceva. ci sentiamo soli. L'importante è che non sia una commemorazione per Alex, perché per domani si vedrà che cosa abbiamo organizzato, che cosa abbiamo in mente, per come è sempre stato mio fratello, quindi... Ha detto che gli piaceva fare festa, per cui ci sarà anche comunque un momento. L'inizio di un nuovo viaggio. Sì. Grazie. Non volevamo una fiaccolata di tristezza. Per la verità sì, per la commemorazione è diverso, domani si vedrà il resto. Per la verità sì. Vedo che tutti sono con noi e ci fanno coraggio. Eravamo un po' demoralizzati, ma vedo che tutti sono vicini. Sarà una battaglia perché sappiamo contro chi dobbiamo combattere, però ce la metteremo tutta. Perché verità per Alex alla fine è poi il messaggio che volete lanciare. Meritava di morire così. No, così non merita nessuno. Un sacco di progetti a breve termine, a lungo termine, non doveva finire così. Io ringrazio Grazie tutti a voi. di nuovo. L'avesse sentito il papà di Alex, vogliamo la verità, la stessa verità che chiede anche l'avvocato della famiglia, l'avvocato Tigani, come avete sentito in apertura, che rivolge molte domande ai curanderos dicendo venite qui e spiegate, aiutate la procura a far luce su questa tragedia. Ora invece ci spostiamo a Padova perché c'è stata l'ennesima truffa, quella insomma, che siamo abituati purtroppo a conoscere. Questa volta è stata, dopo un'attività di indagine, è stato arrestato un cittadino italiano 25enne domiciliato a Napoli, ritenuto responsabile in ipotesi accusatoria di truffa aggravata consumata in est ai danni di una 61enne del posto. La donna aveva ricevuto una chiamata da parte di un
sedicente, ovviamente tenente dei Carabinieri, che le riferiva di un grave incidente in cui era rimasto coinvolto il figlio, ricevendo poco dopo presso la sua abitazione la visita del 25enne che, spacciandosi per un collaboratore di un avvocato grazie alla complicità del telefonista, era riuscito a convincere la donna a farsi consegnare ben 8.900 euro in contanti e diversi preziosi a titolo di cauzione per il rilascio del figlio, che le aveva fatto credere trovarsi in stato di fermo in caserma avendo investito una ciclista. Questa è l'ennesima, purtroppo l'ennesima truffa ai danni di una persona, di una mamma, che ovviamente, sentendo le parole di questo sedicente carabiniere, ha consegnato tutto quello che aveva, pensando davvero che il figlio fosse in caserma. L'appello delle forze dell'ordine è sempre lo stesso: quando vi arrivano queste chiamate, fate il 112, chiamate le forze dell'ordine, chiamate i carabinieri e chiedete se realmente quella chiamata appartiene alle forze dell'ordine. E comunque questo insomma è un'informazione che tutti insomma sanno. Mai le forze dell'ordine né gli avvocati chiedono soldi all'istante per una cauzione di una persona che si trova in stato di fermo. Dunque l'ennesima truffa, purtroppo. Ed ancora cronaca, ci spostiamo invece a Monastier, dove i carabinieri sono intervenuti in via Pisani perché un 62enne di Maserada, forse per un malore improvviso, ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro la recinzione posta lungo la via, per poi arrestarsi proprio a bordo strada. Il conducente è stato soccorso dagli uomini del SUEM 118 e portato all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, come detto probabilmente un malore. E continuiamo con la cronaca. Massimo riservo di indagini in corso sulla denuncia di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne in vacanza in Salento. La giovanissima, in ferie in un villaggio turistico, sarebbe stata costretta ad un rapporto da un animatore 17enne originario del Trevigiano. Una vacanza con la famiglia in un villaggio turistico in Salento si è trasformata in un incubo per una ragazzina di 13 anni che avrebbe denunciato di essere stata violentata da uno degli animatori della struttura, anch'egli minorenne, un 17enne della provincia di Treviso. La procura dei minori di Lecce ha avviato le indagini, la giovanissima è stata portata all'ospedale di Galatina ed è stato adottato il codice rosa, un percorso protetto riservato alle vittime di violenza. Anche il ragazzo sarebbe stato sentito dagli inquirenti ed avrebbe confermato il rapporto che secondo la sua versione era consenziente, l'opposto di quanto riferito dalla tredicenne, che dopo la violenza ha raccontato l'accaduto alla mamma e successivamente ai carabinieri. Sulla vicenda, vista l'età dei ragazzi coinvolti, c'è la massima riservatezza da parte degli inquirenti, che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del villaggio turistico. La diffusione di episodi di violenza e femminicidi hanno imposto un rafforzamento non solo dell'attività di contrasto e prevenzione del fenomeno, ma anche di sensibilizzazione dei cittadini. La Polizia di Stato di Venezia, grazie alla costante attività della Divisione Anticrimine della Questura, ha continuato ad incrementare il numero, arrivando ad emettere nei primi 6 mesi dell'anno ben 85 ammonimenti per violenza domestica, di cui 43 solo negli ultimi 3 mesi, e 30 ammonimenti per atti persecutori commessi ai danni di donne con cui lo stalker non aveva avuto necessariamente rapporti sentimentali pregressi. Ed ora invece parliamo di un nuovo caso di caporalato, con l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto 2 indiani residenti a Cologna Veneta, che avevano ridotto in schiavitù ben 33 braccianti loro connazionali attirati in Italia con la promessa di un lavoro. Li avevano convinti a venire in Veneto con la promessa di una vita migliore, un lavoro, un salario. Per realizzare questo sogno avevano sborsato 17.000 euro a testa, in molti casi finendo per indebitare le loro stesse famiglie. Era una truffa, un nuovo caso di caporalato in Veneto. Le vittime sono 33, tutti indiani. A ridurli in schiavitù 2 connazionali residenti a Cologna Veneta. Sono stati scoperti grazie ad un'operazione della Guardia di Finanza, mesi di appostamenti in cui i militari hanno potuto appurare come i braccianti venivano
fatti salire ammassati e nascosti tra le cassette degli ortaggi a bordo di mezzi telonati per poi essere portati nelle campagne e nelle serre. Alle vittime venivano portati via i documenti. Una volta arrivati in Italia erano costretti a lavorare 7 giorni su 7, la paga era di 4 euro l'ora, ma i soldi venivano trattenuti fino a che il debito con i caporali non fosse saldato. Erano alloggiati in case fatiscenti, le condizioni igienico-sanitarie precarie. Ora, dopo il blitz dei militari, sono stati tutti ricollocati in ambienti protetti. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni da circa 475.000 euro nei confronti dei 2 titolari delle ditte che sulla carta non avevano dipendenti. Si tratta del 4º caso in pochi giorni scoperto in Italia, unanime la denuncia dei sindacati del Veneto. La CGIL parla di sistema transnazionale alimentato dal combinato disposto del decreto flussi e della legge Bossi-Fini, di cui torna a chiedere la cancellazione. Dura anche la UIL, secondo cui la lotta allo sfruttamento passa dall'utilizzo degli enti bilaterali. Il neoeletto segretario veneto della CISL, Massimiliano Paglini, parla di emergenza legata all'accoglienza e di necessità di riscriverne le regole. Non possiamo pensare che di non vedere quello che oggi è presente nelle nostre campagne, nell'edilizia, nella logistica, che sono migliaia di lavoratori non regolari, che non sono lavoratori che vogliono delinquere, sono lavoratori che vogliono avere un futuro. Per fare questo servono nuove regole sulla cittadinanza. Lo stiamo dicendo in tutti i modi. Prima di tutto dobbiamo dare doveri e diritti a chi oggi doveri e diritti non ha perché è un invisibile. I reati di cui gli indagati dovranno rispondere sono riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ed ora una notizia che è giunta questa mattina in redazione: un incendio avvenuto a Paese in via Trieste. Il sospetto è che possa trattarsi di un incendio doloso. Le fiamme che nella notte tra il 13 e il 14 luglio hanno distrutto 2 veicoli commerciali a Paese. Il fuoco si sarebbe scatenato presso un'abitazione privata e avrebbe danneggiato gravemente una Nissan, un furgone Iveco di proprietà di una ditta attualmente in liquidazione appartenente ad un residente della casa. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, i danni sono in via di quantificazione. Sul posto i carabinieri che sono intervenuti e che hanno avviato immediatamente le indagini. Ed ora lasciamo quest'ampia pagina di cronache ed apriamo invece un'altra pagina che è quella del termine degli esami, il termine della scuola, quindi proprio a scuole terminate in attesa della ripresa del suono della campanella a tracciare il punto dell'anno scolastico da poco terminato. E sul nuovo il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Marco Bussetti, che è stato intervistato da noi, dalla nostra Anna Maria Parisi, ha fatto il punto della situazione. Dottor Bussetti, finita la scuola, un primo bilancio degli esami di Stato? Ma direi che è stata quest'anno un'esperienza un po' particolare, visto le cose che sono accadute, però c'è da dire che il nostro ufficio aveva già iniziato comunque di supporto tutta l'attività propedeutica, l'organizzazione degli esami di Stato, che si è svolta nella massima regolarità e soprattutto direi senza grosse difficoltà né problemi nel reclutare personale sia per le commissioni che per le presidenze, quindi diciamo che siamo totalmente soddisfatti. Ma esame di maturità diceva alla fine poi è solo un voto, ma non è solo un voto, come funziona? È un numero, ma è un numero che non identifica la qualità della persona, non è quello che giudica la persona, e le persone sono veramente, in questo caso i nostri ragazzi, i nostri studenti, portatori di sentimenti, soprattutto di emozioni, e noi dobbiamo assolutamente valorizzare questi aspetti, e questi ragazzi qua, credo, grazie, per questo ne approfitto per ringraziare tutto il corpo docente, gli insegnanti che hanno lavorato quest'anno, perché hanno veramente trasmesso questi valori in cui noi crediamo profondamente. Disabilità, quali le proposte dell'USR Veneto? Ma da questo punto di vista diciamo che anche la scuola veneta ha sempre avuto, e quest'anno in particolare, un'attenzione forte alle bisogni e esigenze non solo dei nostri ragazzi ma anche e soprattutto delle loro famiglie. Quindi abbiamo migliorato soprattutto i rapporti e le relazioni con le famiglie proprio per cercare di garantire e dare al loro supporto. Parlo di migliaia di deroghe di posti di sostegno dati all'inizio di settembre proprio perché
si potesse andare incontro ai bisogni e alle certificazioni dei nostri ragazzi, proprio per dare la maggior assistenza e soprattutto ricordare che sviluppare le potenzialità di questi ragazzi è il primo lavoro che si fa. Questi ragazzi fanno parte della classe, della scuola e lavorano con la scuola, e gli insegnanti di sostegno sono gli insegnanti della classe, non sono gli insegnanti dei ragazzi, e proprio per questo lavorano in equipe con tutto il corpo docente affinché questi ragazzi possano dare il meglio di loro stessi. Il punto sui concorsi per l'immissione in ruolo. E quello è un lavoro impegnativo, molto impegnativo, perché dopo le prove scritte c'è stato, come sapete, un numero alto di persone che le hanno superate, quindi ci obbliga e ci ha obbligato a intervenire con tante commissioni, e speriamo presto di avere docenti stabilizzati nelle nostre scuole di ruolo. Che ufficio scolastico regionale ha trovato qui in Veneto, arrivando come ministro dell'istruzione? Perché un ufficio che dal punto di vista organizzativo conoscevo benissimo. Sto lavorando anche per modificare alcuni aspetti. Vorrei che fosse un po' più diffuso un messaggio, cioè quello che il nostro ufficio deve essere più vicino a contatto sia con i nostri dirigenti scolastici che lavorano quotidianamente, e credetemi, fanno un lavoro non solo impegnativo ma anche vivono una certa solitudine. Ecco, io non voglio che si sentano da questo punto di vista soli, ma si sentano gli uffici vicino al loro sostegno nel loro lavoro quotidiano, ma soprattutto considerate che il nostro è un ufficio sottodimensionato come tanti altri. Noi in pianta organica abbiamo una carenza del 60% del personale, quindi chi c'è lavora veramente in maniera intensa per riuscire a raggiungere quegli obiettivi che fondamentalmente sono il principale, è quello di garantire un avvio corretto dell'anno scolastico. E per il resto noi abbiamo bisogno di sentire anche gli enti locali e la regione vicini, e in Veneto questo accade. Abbiamo avuto fino adesso rapporti con la regione perfetti, ottimi, anzi proattivi da questo punto di vista, e con gli enti locali stiamo sempre maggiormente riallacciando rapporti proprio per far comprendere l'importanza del loro ruolo per quanto riguarda la formazione dei nostri studenti e studentesse. Le scuole sono terminate, si sono concluse, l'estate è sbocciata da un bel pezzo. I suoi saluti anche per gli studenti, il loro futuro, tutto il corpo docente. Sicuramente un grazie per tutto il lavoro che hanno fatto. Non dimenticherei anche le organizzazioni sindacali, importanti perché rappresentano non solo i lavoratori, ma con la loro presenza, con il loro ruolo ci aiutano anche a individuare magari problematiche che possono sembrare banalità, ma che in realtà permettono di migliorare la qualità della vita delle persone e di conseguenza il loro modo di rapportarsi con i nostri studenti, con le nostre studentesse, e il lavoro che viene quotidianamente svolto nelle scuole migliora sicuramente. Ed ora invece riapriamo la pagina di cronaca. C'è stata questa mattina un incidente, un'auto contro una moto a Cairano San Marco in provincia di Treviso intorno alle 8:30, un frontale. Entrambi i due conducenti, sia quello della moto che dell'auto, sono stati trasportati in ospedale, sono feriti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi ovviamente dell'incidente. Sembra da alcune testimonianze di persone che erano presenti durante l'incidente, ma ovviamente non ancora confermate dalle forze dell'ordine, che l'auto abbia tentato di allontanarsi prima, subito dopo l'incidente. Come detto, notizia che ancora non è stata confermata comunque dalle forze dell'ordine. Ed ora parliamo invece di un blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione a Padova. Intorno alle 11 di ieri 3 hanno bloccato il traffico all'altezza del Foro Boario dopo aver lanciato della vernice arancione sull'asfalto ed essersi spogliati.
finita così, con i 3 attivisti, 2 donne e un uomo, portati in questura dalla polizia dopo che per lunghi minuti hanno bloccato il traffico in Prato della Valle all'altezza del Foro Boario nel sabato di mercato. Erano circa le 11 quando i 3 hanno dato il via al blitz lanciato in contemporanea sui social. Prima hanno cosparso di vernice arancione, lavabile, affermano la strada, poi si sono spogliati lanciandosi addosso vernice nera. Una protesta per richiamare l'attenzione sulle politiche del clima e contro le azioni della polizia che un mese fa ha denunciato e perquisito le abitazioni di 5 attivisti, una dei quali presente anche stamattina. I 3 sono stati spostati dagli agenti delle volanti della Digos e portati in questura per l'identificazione. Non sta facendo niente! Non sta facendo niente quella persona! È l'ennesima azione del gruppo in città che dopo alcuni blocchi del traffico a Natale è entrato nella Basilica del Santo durante la messa solenne ma è stato fermato. Un blitz è stato messo in atto anche durante la messa di Pasqua nella parrocchia della Madonna Incoronata e poi 3 quadri della mostra da Monea Matissa a Palazzo Zabarella e durante la Padova Marathon. Ed ora parliamo invece di imprese, perché calano i prestiti e aumenta il rischio infiltrazione della criminalità. Anche in Veneto l'allarme della CGA di Mestre. La caduta verticale dei prestiti subita negli ultimi 12 anni dalle aziende della nostra regione è anche riconducibile alla scomparsa di molti istituti di credito che per decenni hanno dominato la scena creditizia del nostro territorio, come le casse di risparmio, Veneto Banca, la Popolare di Vicenza e Anton Veneta. Nell'ultimo anno gli impieghi vivi alle imprese venete sono diminuiti del 7,2%, con un picco in provincia di Verona del meno 11%. Continua pertanto la riduzione dei prestiti bancari alle aziende venete, così come in buona parte del paese. Secondo l'ufficio studi della CGA, questo trend rischia di alimentare indirettamente un fenomeno preoccupante che ormai non riguarda solo le regioni del sud ma anche quelle del nord. La presenza sempre più diffusa nell'economia reale delle organizzazioni criminali. In questi momenti così particolari, infatti, sono gli unici soggetti che dispongono della liquidità necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà economico-finanziaria, in particolare nei settori ad alta intensità di contante come ristorazione, intrattenimento o sale giochi, in quelli che richiedono il controllo del territorio, l'edilizia e nei comparti meno innovativi che non richiedono invece competenze specialistiche. Nei territori dove il numero di denunce all'autorità giudiziaria per estorsione, racket, usura, contraffazione, lavoro nero, gestione illecita del ciclo dei rifiuti o scommesse clandestine è molto alta, la probabilità che vi sia una presenza radicata e diffusa di una o più organizzazioni criminali di stampo mafioso. Se vogliamo evitare che molte piccole imprese a corto di liquidità finiscano nella rete delle organizzazioni criminali che in questi momenti sono sempre pronte ad aiutare chi si trova in difficoltà, bisogna rifinanziare il fondo di garanzia che durante il periodo del Covid ha contribuito a evitare la chiusura di tantissime realtà economiche, soprattutto di piccola e piccolissima dimensione. Una rapina avvenuta ieri in serata, l'ennesima ad una farmacia, la farmacia La Fonte della Salute di Castelfranco Veneto. I carabinieri sono sulle tracce del responsabile, è l'ennesimo episodio, un uomo con il volto coperto da un berretto è entrato nella farmacia, poi fingendo di nascondere un'arma nel borsello ha iniziato a minacciare le 2 farmaciste in servizio, intimando di consegnargli subito i soldi dell'incasso giornaliero. Terrorizzate, le 2 donne hanno consegnato la somma di denaro, il ladro è fuggito a piedi con i soldi, un bottino di circa 3.000 euro. Fortunatamente le 2 farmaciste non hanno riportato o ferito lesioni nel colpo e sono riuscite a far dar subito l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelfranco, ora sulle tracce del responsabile. Poi ovviamente ulteriori particolari di questo ennesimo colpo nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 questa sera. Noi ora andiamo in pubblicità, subito dopo parleremo di caldo, ovviamente del pericolo, ora il rischio di incendi perché il caldo è davvero torrido ed è afoso, quindi il rischio lo sappiamo come ogni anno c'è. Ne parleremo con Matteo Righetto dell'AVAB di Valdobbiadene, noi però ci fermiamo qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio.
Siamo tornati nuovamente in studio, lo avevamo annunciato prima, parliamo di incendi, il rischio incendi, perché ovviamente il caldo è davvero tanto, è un caldo torrido, e noi ne parliamo con Matteo Righetto, che abbiamo già avuto insomma, il piacere di avere ospite qui in redazione. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La vedo già pronto, immagino che le chiamate siano tante, il rischio è alto, e come state affrontando insomma, questo momento, che è davvero un momento importante e decisivo, perché insomma, il caldo l'abbiamo visto a temperature in questo momento davvero preoccupanti? Sì, i volontari della nostra associazione, comunque anche sono sempre pronti ad intervenire in caso di necessità, e poi ovviamente con un po' di attenzione riusciamo sempre a limitare i danni. Ricordiamo che ogni giorno la Regione Veneto pubblica un bollettino sul portale regionale della Protezione Civile, dove vengono riportati i rischi incendio delle varie aree del Veneto. Quindi un'occhiata anche a quelli. Sa che si fanno come per il caldo, non uscire nelle ore vere. Per quanto riguarda gli incendi, le raccomandazioni sono poche ma importanti. Attenzione ovviamente all'accensione dei fuochi vicino alle aree boscate, se facciamo un barbecue andare sempre nelle aree attrezzate, quindi accendere fuochi nel bosco. Ovviamente anche i rifiuti lasciati in giro sono un combustibile terribile in caso di incendio, quindi è buona norma riportarsi a casa. E quando parcheggiamo l'auto vediamo di non parcheggiare sopra delle sterpaglie, perché i catalizzatori raggiungono una temperatura molto alta e possono causare una innesco, e ovviamente non bruciare sterpaglie, perché magari poco lo bruciamo, ma ci mette un attimo a scappare l'incendio. Ecco, quella dell'auto, Matteo, è una dei consigli che magari più importanti, perché nessuno magari conosce la pericolosità di parcheggiare un'auto su una sterpaglia come dicevi tu, raggiunge davvero. Sì. Il catalizzatore raggiunge temperature veramente importanti, e quindi raggiunge anche temperature che possono essere di innesco per quanto riguarda le sterpaglie. Quindi anche quando parcheggiamo ai limiti di aree boscate o di prati secchi, diamo un attimo di attenzione anche a questo. Ecco, poi anche l'appello alle persone di chiamare immediatamente i soccorsi qualora si vedessero anche dei piccoli roghi, perché poi da un piccolo rogo il rischio diventa importante. Assolutamente, nel caso di avvistamenti di incendi boschivi o di piccoli roghi è utile chiamare il numero 1515. 1515 è il numero nazionale di segnalazione degli incendi boschivi, che poi viene trasmesso direttamente al personale di competenza. Ecco, com'è la situazione in questo momento? Avete avuto più chiamate rispetto ovviamente a prima? No, in questo momento non si risultano chiamate, per fortuna. Comunque l'estate è stata ancora lunga, ma se siamo fortunati un po' come l'anno scorso, e se tutti stiamo attenti riusciamo a limitare i danni. Ricordiamo che per quanto riguarda la Regione Veneto, ogni regione praticamente ha la delega per la gestione degli incendi boschivi. Molte regioni delegano. Per quanto riguarda la Regione Veneto e altre regioni, gli incendi boschivi vengono delegati in questo caso ai volontari. Da quando è stata fatta questa scelta, non è tanto calato il numero degli incendi boschivi. Noi dobbiamo valutare il numero degli ettari che sono andati in fiamme, ed è calato molto. Vuol dire che i volontari sono presenti, ci sono, e stanno molto attenti ai volontari.
probabilmente anche c'è stata una sensibilità più alta da parte dei cittadini che sono stati anche più attenti, hanno segnalato di più, è una sensibilità che man mano sta crescendo e questo è un bene. Ecco, c'è anche un po' il timore invece degli incendi dolosi, insomma il terreno adesso è davvero arido, quindi basta davvero poco per innescare un incendio. Quelli purtroppo non li possiamo controllare, noi come cittadini possiamo stare attenti, ma purtroppo il doloso non lo si può controllare. In questo caso sì, cercheremo di essere sempre più presenti anche per limitare questo tipo di danni che non deriva dalle disattenzioni. Ecco, però insomma voi non è che siete solo pronti e attivi sul fronte degli incendi, ma anche in altre attività. Certo, sì. Associazione Volontari Incendi Boschivi, siamo anche protezione civile, questo noi come altre associazioni qui attorno, perché comunque c'è Valdobbiadene, poi c'è l'associazione Valsana, c'è Federoba, c'è Segusino, per parlare solo di quelli che sono qui vicini a noi. E ovviamente anche durante l'inverno le varie associazioni hanno operato anche per altri tipi di emergenze, per gli schianti degli alberi, per il maltempo, quindi sì, è un impegno che i volontari danno un po' in maniera ampia, non solo per quanto riguarda gli incendi boschivi. L'inverno è stato un po' e la primavera sono stati un po' problematici per quanto riguarda il meteo, gli eventi estremi del meteo più che altro, che si stanno verificando in maniera sempre più, non dico costante, ma ci hanno dato qualcosa in più da lavorare, quindi la sorveglianza del territorio è anche questa parte del nostro volontariato. Ovviamente in questo caso per quanto riguarda gli interventi di protezione civile siamo sempre diretti, in questo caso dell'amministrazione comunale, che viene sempre informata non appena qualche cittadino o noi avvistiamo qualcosa, e poi dirige un po' dirige quello che sono le operazioni di controllo o di intervento. Ecco, fra l'altro, insomma, lo accennavi tu, maltempo non solo in inverno, perché abbiamo visto davvero qualche giorno fa un'ondata magari breve come maltempo, però che ha provocato danni davvero gravi, un vento fortissimo, l'abbiamo visto tra Villorba e Spresiano, dove davvero si è caduto un albero sulla Pontebana, creando davvero un problema, un caos importante, e non solo, ma scoperchiati anche alcuni tetti in altre zone, insomma una situazione difficile. Anche la vostra zona non è proprio una zona facilissima quando ci sono proprio ondate di maltempo di questo tipo. Quelle invernali preoccupano, ma quelle estive insomma non sono da meno. Quelle estive c'è anche la variante grandine a volte, che può diventare problematica anche per un discorso dell'economia del territorio, quindi del settore agricolo e delle varie coltivazioni che ci sono nel territorio. Poi le quantità d'acqua, tanta in un colpo solo, non viene, è difficile che venga incanalata nelle normali reti, quindi non è una pioggia normale, è qualcosa di straordinario, che ovviamente c'è stato anche in passato, non si può dire che è una cosa completamente nuova, c'è stato anche in passato, però adesso sono un po' più frequenti. La cosa che si può fare per ovviare a determinati problemi, ognuno nel suo piccolo, tenere pulite le caditoie, o segnalare quando ci siano delle problematiche di scoli d'acqua, di corsi d'acqua che non defluiscono correttamente, in modo che chi di competenza, che può essere a volte noi, a volte il comune, possa intervenire in maniera preventiva nella pulizia, nella sistemazione di corsi d'acqua, delle griglie o delle caditoie. Matteo, ti ringrazio. Ovviamente siete praticamente inverno ed estate, siete comunque sempre attivi, difficile che ci sia un periodo purtroppo di tregua.
vedendo anche insomma... A noi fa piacere, siamo tutti volontari, anzi l'appello poi è sempre quello, le associazioni sono aperte per chi volesse provare o chi fosse interessato a questo tema o dell'incendio boschivo o della protezione civile, quindi Nuove Leve fanno sempre un gruppo più grande, un gruppo più attivo, un gruppo più attento, anche per i giovani, chiunque fosse interessato, veniteci a trovare. La Regione offre corsi di formazione che sono per noi gratuiti, sia per quanto riguarda l'antincendio boschivo, quindi i corsi antincendio, i corsi di protezione civile, quindi il personale è formato e pronto ad intervenire anche durante le emergenze. Questo è un appello per tutti, chiunque avesse del tempo e lo volesse dedicare al proprio territorio, le nostre porte sono sempre aperte. Grazie davvero a Matteo Righetto, grazie per questa testimonianza, poi insomma le auguro buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Noi andiamo avanti e continuiamo con la cronaca, ne abbiamo parlato spesso di furti a San Gaetano di Montebelluna dopo il raid del 20 giugno all'alba di ieri, prese di mira 2 villette in via Picciol, la rabbia dei residenti che dicono non ne possiamo più, non si può vivere così ed intanto organizzano le ronde. E questa notte sono entrati qua, in questa casa qui, e con questa cassetta qui l'hanno incastrata sotto la serranda e poi mi hanno forzato la finestra. Hanno fatto tutte le camere, anche da letto, sono stati a 2 centimetri praticamente da me, mia figlia e mia moglie. Niente, ho già detto anche ai carabinieri, se non fanno qualcosa loro cominciamo a arrangiarci noi qua. E questo lo dico seriamente perché io la mia famiglia la difendo a qualsiasi costo. San Gaetano di Montebelluna, via Picciol, l'esasperazione dei residenti si è trasformata in rabbia. Da mesi il quartiere è bersaglio dei ladri. La scorsa notte sono entrati in questa villetta mentre la famiglia dormiva ed hanno rovistato ovunque. Se ne sono andati dopo aver rubato 240 euro e qualche monile d'oro. Ci hanno buttato qualcosa secondo me perché stamattina siamo tutti un po' intontiti, ci siamo svegliati tutti, insomma... Qualcosa hanno fatto per entrare e non abbiamo sentito nulla. Dopo la razzia nella prima villetta, i ladri hanno scavalcato la rete. Con le stesse modalità sono entrati nella casa dei vicini. Sono entrati da dove dorme mia nonna, una donna invalida. Hanno fatto questi 2 buchi dalla finestra, sono entrati. Dopo, vedendo sicuramente che lì non c'era nulla da prendere, si sono avvicinati verso il soggiorno. Ahimè per loro lì c'erano i nostri 2 cagnolini che hanno dato l'allarme subito. Mia mamma era sul divano e ha visto questa torcia, diciamo, questa luce. Mia mamma subito si è alzata, però purtroppo loro non c'erano già più. Scappati dalla finestra da dove erano entrati, passando accanto al letto della nonna 91enne gravemente malata ed assistita a casa dai familiari. Fortunatamente l'anziana, che prende dei farmaci per dormire, non si è accorta di nulla. Non so cosa sarebbe successo, lei essendo già una persona già di suo paurosa, con questa patologia, che cosa poteva succedere, se lei magari avrebbe urlato, cosa le avrebbero fatto. I residenti non ne possono più. Solo il 20 giugno scorso erano stati messi a segno in zona diversi furti con tanto di ladri immortalati dalle telecamere mentre entravano in una casa. Questa è la casa di mia cugina qua di fronte, con lei che guardava la TV sono entrati, con lei che guardava la TV e con un cane che è un alano. Questi non hanno paura di niente e non siamo tutelati. Si appellano al sindaco affinché potenzi almeno l'illuminazione. I residenti che nel frattempo si stanno organizzando con delle ronde. Abbiamo creato anche dei gruppi di vicinato, sorveglianza, ognuno dice la sua, ognuno segnala qualsiasi cosa, ma dobbiamo farlo noi. Cioè facciamo le ronde perché c'è un bel gruppo di persone che comunque si aiutano, però qui non ne possiamo più. Va a finire che siamo stanchi e ci scappa il morto qua, perché se non sono io ci sono cacciatori qua in zona, devono stare attenti adesso a venire qua, perché basta, c'è un limite a tutto.
Ed ora andiamo invece nel veneziano ed esattamente a Jesolo, dove purtroppo, lo sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, di risse fra giovanissimi proprio nel culmine delle stagioni turistiche. Negli anni scorsi sono state rafforzati proprio, è stata rafforzata la presenza delle forze dell'ordine. Giovani che correvano, è successo sabato all'alba, che correvano verso la piazza, altri si azzuffavano finché tra alcuni di loro, finiti a terra, è iniziata una sfuriata a calci e pugni. La gente per strada è stata costretta a mettere mano al cellulare all'alba di sabato, non solo per girare i video della rissa che si è scatenata in piazza Mazzini. Questa è la piazza purtroppo dove avvengono molto spesso queste risse, ed avvertire i carabinieri dopo il fermo e l'identificazione per 4 di loro. Le conseguenze sono state istantanee. I militari della stazione di Jesolo hanno chiesto al questore Gaetano Bonaccorso che venissero allontanati dalla città, e alcune ore dopo 2 ragazzi stranieri e un italiano sono scattati fogli di via per 3 anni, e un quarto minore è stato emesso il Daspo Willy con la stessa funzione di impedire che rimetta a piede in alcuni locali e aree della zona balneare. Questi fatti hanno destato di nuovo allarme e preoccupazione fra la gente. Come vi dicevo, non è la prima volta purtroppo. E parliamo invece della movida Fracassona, andiamo invece a Bassano, addio al celibato blasfemi ubriachi, arriva la linea dura dell'assessore alla sicurezza. La movida Fracassona, gli addii al celibato blasfemi e il tasso alcolico del centro storico entrano nell'agenda della nuova amministrazione. L'avvertimento arriva dritto dall'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, uno che di ordine pubblico se ne intende. La prima lamentela che gli è arrivata riguarda l'addio al celibato in cui lo sposo è stato vestito da Cristo e il suo passaggio è stato accompagnato sul ponte e in Angarano dallo spargimento di particole, una faccenda che ha indignato i bassanesi. I cittadini bassanesi hanno perfettamente ragione. Adesso io non voglio diventare il censore degli addii al celibato. Certo è che Bassano non deve diventare punto di riferimento di queste espressioni. Non è solo una faccenda di decoro, qui si va sul penale. Sto dicendo che nel caso di specie, augurandomi che fossero stati identificati questi soggetti, ci possono essere gli estremi dell'articolo 403 del codice penale, che parla chiaramente del vilipendio al culto, sia per chi ha fatto la figura del Cristo, sia per chi ha seminato le particole, anche se non erano consacrate. Un altro problema della movida bassanese è quello degli ubriachi, e da qui al degrado segnalato tante volte dai residenti il passo è molto breve. Possiamo richiamare di nuovo l'attenzione al codice penale, perché anche lo stato di ubriachezza, oltretutto spesso anche molesta, può avere una conseguenza penalmente rilevante. In questo caso l'assessore prevede un maggior coinvolgimento della polizia locale, ma anche un patto con gli esercenti. Le forze dell'ordine devono garantire, soprattutto in determinati orari che conosciamo bene, la copertura del territorio, soprattutto del centro storico, e fare squadra con gli esercenti. Una proposta già lanciata in campagna elettorale dallo stesso Campagnolo riguarda la possibilità di creare un rapporto più profondo e stabile con i quartieri, in modo da raccogliere le istanze del territorio e accorgersi di nervi scoperti prima che questi, passateci la metafora, si infiammino. Questa era una delle promesse che io avevo fatto in campagna elettorale. Mi aspetto di rapportarmi con i presidenti di quartiere e di far con loro squadra, dando loro la possibilità di un contatto costante con me ed eventualmente creando anche i presupposti di qualche riunione periodica in cui ci confrontiamo liberamente per sapere come incidere in determinate zone della città. Continuiamo a parlare di movida molesta, parliamo anche di aggressioni notturne, ma lo facciamo in Friuli Venezia Giulia ed esattamente a Udine, dove hanno debuttato in centro a Udine gli addetti al servizio di controllo. Grazie a loro i locali potranno servire alcolici anche dopo l'1 di notte. Vediamo come sono stati accolti dalla città.
Ore 23 di un caldo venerdì sera di luglio. Udine, centro città. Parte ufficialmente la missione sicurezza affidata agli addetti al servizio di controllo, da molti definiti più semplicemente steward. Sono 6 vestiti di nero, riconoscibili anche per la stazza. Vagano per le aree del centro, osservando quello che succede all'esterno dei locali. Quelli aderenti a Confcommercio, quelli che hanno deciso di giovarsi di questo servizio per poter somministrare alcolici dopo l'una di notte, come disposto dall'ultima ordinanza in tema di sicurezza firmata dal sindaco De Toni. Osservano le situazioni, i locali hanno i loro riferimenti, quindi se dovesse accadere qualche cosa di sospetto all'interno di un locale vengono avvisati dai gestori. Se accade sulla pubblica via loro se ne accorgono, si avvicinano, tentano di calmare le persone e nel frattempo chiamano le autorità di polizia che sono in giro per la città. Il centro è affollatissimo, la gente li nota, per molti la loro presenza è rassicurante, per altri indifferente, ma il giudizio su questa prima notte con gli addetti al servizio di controllo è per la maggior parte positivo. Ma sinceramente direi di sì, quindi che ben venga anche l'esercito fin tanto che non sistemano la situazione, anche perché i bar devono comunque andare avanti, quindi in qualche modo bisogna permettere a tutti di essere sicuri. No, sì, sicuramente è una sicurezza in più per tutti, sia per noi cittadini che per i ragazzi stessi che frequentano questa tipologia di posti, ecco. Quindi lei è favorevole comunque? Sì, siamo favorevoli, ecco, ci piace. Non cambia nulla secondo me, neanche per me non cambia niente. Non vi sentite un po' più sicure? Io mi sento sicura anche senza steward. Dico sinceramente, avevo letto un articolo sul giornale e mi ero fatto un'idea non mi ero fatto una bellissima idea, però vedendo i personaggi che mi ricordano molto la figura di, non so, di buttafuori o gente che bene o male sa gestire un po' certe situazioni, mi è sembrato più credibile. No, la soluzione è che i bar stiano aperti dopo l'una. Se c'è un po' più di difficoltà è giusto ci sia una security, fin quando le cose non... Basta che non chiudano prima dell'una, insomma, questo... Se c'è qualche difficoltà in più è giusto porsi attenzione fin quando tutto non ritorna. Allora li promuoviamo questi addetti? Assolutamente sì, assolutamente sì. E nelle immagini girate da Alessandro Surza il primo intervento degli addetti alla sicurezza che hanno sedato un principio di rissa. Sono entrati in servizio da circa mezz'ora gli addetti al servizio di controllo quando si trovano già a dover gestire la prima situazione di tensione. La discussione tra due ragazzi si fa accesa, si passa agli insulti alle mani addosso e subito gli steward prendono in mano la situazione. Tutto gestito con grande tranquillità e freddezza, niente scene plateali, si avvicinano e tentano di far rientrare il nervosismo. Con grande discrezione, senza dare troppo nell'occhio, ci riescono. Succede in via Sarpi, a un centinaio di metri da via delle Pelliccerie, nota per i drammatici fatti di Tominaga. La violenza questa volta viene contenuta, nulla di eclatante si dirà, ma non sapremo mai come sarebbe continuata la vicenda se non ci fosse stato l'intervento degli addetti. Prima missione sicurezza compiuta, con grande soddisfazione dei gestori dei locali. Sì, abbiamo visto in azione gli operatori della sicurezza, abbiamo visto che effettivamente stanno svolgendo molto bene il loro lavoro. Siamo molto entusiasti perché i primi locali che abbiamo visitato sono tutti, hanno apprezzato tantissimo questa iniziativa e quindi speriamo che dia i suoi frutti, speriamo che effettivamente la città in questo momento abbastanza difficile, soprattutto per i pubblici esercizi che sosteniamo, abbia una svolta in positivo. Ed ora torniamo a parlare invece di caldo, di questo caldo torrido, di malori. Le persone ovviamente lo sapete che sono più a rischio, sono gli anziani e i bambini. Lo facciamo con la dottoressa Silvia Orazio del SUEM 118. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Insomma, situazione di caldo atteso, ecco, perché siamo in piena estate, le temperature però sono molto alte. E insomma sappiamo esserci state anche un po' un aumento di chiamate, soprattutto da parte delle persone più fragili, gli anziani e i bambini. Sì, le dirò un aumento, ma che è un aumento in linea
con quello che abbiamo avuto l'anno scorso nel 2023, nello stesso periodo in cui si sono verificati giorni di caldo e di afa come quelli che stiamo vivendo adesso. In questi giorni siamo su una media di 8-9 telefonate al giorno, ecco, e sono effettivamente tutte legate nella maggior parte a persone anziane, a persone fragili, magari qualcuno che a casa non ha la possibilità di avere l'aria condizionata e quindi insomma si trovano in condizioni di difficoltà. Ecco, i consigli sono un po' gli stessi, che però sono importanti, perché a volte magari l'anziano beve meno, insomma ne parlavamo anche col dottor Benazzi pochi giorni fa, magari non sente lo stimolo di bere, però poi diventa un problema proprio il fatto di non bere. Assolutamente sì. Devo dire che il fatto che noi non stiamo ricevendo nel corso degli ultimi anni un numero aumentato di telefonate per malori legati al caldo è probabilmente frutto di tutte le campagne di sensibilizzazione che si stanno facendo, si fanno in questi ultimi anni da parte sia della Regione Veneto che del Comune, che danno pure appunto tutta una serie di consigli che aiutano ad affrontare meglio e in sicurezza questi giorni. Giustamente si ricordava ieri il dottor Benazzi questa necessità di bere frequentemente acqua, ovviamente sono da evitare delle sostanze, le bevande gassose, assolutamente no gli alcolici, e sforzarsi di bere, perché in effetti a volte fa talmente tanto caldo che paradossalmente non ci viene voglia di bere. È importante anche capire bene quando si sceglie di muoversi, di spostarsi, perché per esempio nelle chiamate di cui le facevo menzione prima, fatalità sono legati a malori non gravi, sono codici 1, codici 2 al massimo, ma di persone che stavano facendo delle attività all'aperto. Le faccio l'esempio: c'era per esempio qualcuno che tagliava l'erba del prato, o chi si metteva a prendersi cura dell'orto in orari che insomma sono le 11 del mattino, effettivamente fa molto caldo, oppure qualcuno ha chiamato per malori durante lo svolgimento di attività fisica. Non so, penso che sia esperienza un po' di tutti noi, ecco, andare per strada, magari in una strada asfaltata, e vedere qualcuno che corre. Ecco, queste sono tutte cose che sono assolutamente sconsigliabili da fare. Certo, uno non deve smettere di avere una normale vita quotidiana, però deve scegliere con accuratezza i momenti in cui fare queste cose, quindi al mattino presto oppure alla sera tardi, anche dopo le 19, perché credo abbiamo esperienza che anche alle 18, alle 19 adesso fa molto caldo, ci sono ancora 30 gradi, quindi scegliere bene l'orario in cui fare cose per stare all'aperto. Ecco, e durante il giorno vestirsi adeguatamente, ecco, prediligere le fibre naturali, il cappello, gli occhiali, tantissima attenzione ai bambini. Ecco, mi stavo anticipando proprio la domanda, perché noi abbiamo parlato di anziani, ma a rischio davvero anche i bambini, perché insomma si vedono girare ovviamente però in orari magari proibitivi, tipo l'ora di pranzo, dove veramente il caldo è un caldo torrido e i bambini sono davvero fragili quanto gli anziani, ecco. Sì, assolutamente sì, e la ringrazio perché mi dà la possibilità di dire una cosa, che quando si portano in giro i bambini nei passeggini molto spesso vediamo che sono coperti dalla cappelliera, le mamme appendono si chiama una mussola, un telo di cotone che tende a schermarli, ma questo è pericoloso, perché tende ad aumentare la temperatura all'interno dove è seduto il bambino. Quindi anche in questo caso non c'è nessuna reale necessità per andare in giro con dei neonati nelle ore più calde della giornata, e se lo si fa si sceglie le ore, come dicevamo, più fresche, e comunque se lo fate non coprite i bambini perché veramente è pericoloso.
Ecco, noi abbiamo parlato di caldo, di anziani e bambini, ma tante davvero le chiamate invece, insomma, che purtroppo sono per voi di routine, però sono chiamate sia con le ambulanze, anche tante con gli elicotteri in caso di emergenza. Beh, allora, intanto c'è da dire che non abbiamo interventi nell'soccorso legati al caldo, quindi no. Sicuramente rispetto a qualche mese fa abbiamo aumentato l'attività di elisoccorso, perché l'elisoccorso di Treviso di giorno copre tutto il litorale dell'Adriatico, insomma fino perlomeno a Chioggia, ma potenzialmente potremmo arrivare anche dalle parti di Rovigo qualora l'elisoccorso di Padova fosse impegnato in un'altra attività. E quindi sicuramente quasi ogni giorno abbiamo interventi sul litorale per persone che hanno avuto un malore, un arresto cardiaco, un annegamento. Di notte invece abbiamo un'attività diciamo un po' più lenta. Ricordiamo che l'elisoccorso di Treviso in questo caso diventa un elisoccorso regionale, quindi copre tutta la regione Veneto. E abbiamo degli interventi maggiormente legati al trasporto di pazienti che hanno delle patologie tempo-dipendenti, quindi l'emorragia cerebrale che deve andare in sala il più velocemente possibile, il paziente che ha un infarto e deve fare la procedura di angioplastica il più velocemente possibile, e sicuramente anche qualche trauma della strada. Però i numeri di notte sono lievemente minori rispetto al giorno. Ecco, noi infatti abbiamo visto, stavamo leggendo prima proprio anche di un soccorso di una sedicenne proprio nelle località balneari, che sono quelle in questo momento ovviamente quelle più preoccupanti, se si può dire, perché caldo, vanno in acqua e come diceva lei, insomma, qui ci dicevano appunto sono in aumento ovviamente le chiamate di soccorso. Sì, sono un aumento e devo dire che sì, è vero, sono in aumento, però per fortuna c'è una rete regionale che quest'anno è stata ancor più potenziata rispetto agli anni scorsi, che fa sì che ci sia un dispositivo di soccorso sanitario sul posto che è davvero un'eccellenza. E quindi il primo soccorso che viene dato ai bagnanti viene dato immediatamente, e molto spesso l'elisoccorso interviene per la stabilizzazione del paziente e poi per il trasferimento presso il centro definitivo delle cure. Ecco, dottoressa, fra l'altro sono anche aumentati i casi Covid. Non avete avuto da questo punto di vista nessun tipo di aumento di chiamate? Ecco. No, fortunatamente no. Ecco. Un'ultima domanda, che in realtà è un appello. Noi l'abbiamo fatto anche con il dottor Benazzi, perché si diceva alle persone, insomma, raggiungete il pronto soccorso se ne avete realmente bisogno, perché poi si intasano i pronto soccorso con magari patologie o cose che si potrebbero magari curare dal proprio medico o piuttosto dalla guardia medica. La stessa cosa si potrebbe fare proprio con il SUAME, di non chiamare le ambulanze, sono proprio in stretta necessità, proprio perché magari si devia un'ambulanza poi quando magari c'è un'emergenza più importante, ecco. Certo, allora intanto mi lasci dire che noi siamo lì per servire i cittadini, quindi non è sempre detto che una telefonata al 118 esiti nell'invio di un'ambulanza. Ci capita spesso che i cittadini ci chiamino magari per avere un consiglio, perché hanno bisogno, ci raccontano magari come si sentono e quindi poi magari l'operatore fornisce dei consigli che non necessitano dell'invio dell'ambulanza. Mi viene anche da dire che sarebbe bello che giocassimo un po' tutti sulla prevenzione, no? Perché ci sono tantissimi anziani soli e sono quelli che chiamano di più.
e se ci guardiamo un po' attorno e abbiamo, per esempio, nella nostra via, nel nostro condominio, sappiamo che ci sono delle persone anziane che vivono da sole, e credetemi sono tante, magari suonare il campanello e chiedere se hanno bisogno se possiamo fare delle commissioni per loro, non so, andare a fare la spesa, andare a ritirare i farmaci in farmacia, ecco, cercare di fare delle cose che evitino loro di doversi per forza muovere da casa, ecco, quindi un po' di mutuo soccorso, diciamo, tra le persone. Sarebbe davvero un gesto bellissimo se, insomma, qualche cittadino effettivamente potesse magari dare una mano, perché davvero, come diceva lei, tanti sono gli anziani e tanti purtroppo vivono da soli ed hanno di bisogno, per questo molte volte probabilmente chiamano voi. Sì, e noi li ascoltiamo volentieri. Dottoressa, io la ringrazio davvero per questi consigli che speriamo vengano accolti e raccolti dai nostri telespettatori. Grazie davvero. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a lei, buon lavoro. Salve. Grazie. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora parliamo di una tesina di terza media che è stata dedicata all'Arma dei Carabinieri. A scriverla una giovanissima di Montegrotto Terme, che l'ha poi donata al comandante della compagnia di Abano Terme, competente per il territorio. Nell'Arma dei Carabinieri, e per questo ha messo nero su bianco le sue aspirazioni nell'elaborato presentato durante l'orale di terza media sostenuto presso la scuola Vivaldi di Montegrotto Terme. Aurora Pellizzari è decisamente determinata per la sua età e dopo aver presentato il suo lavoro ai prof, spiegando di aver scelto l'argomento perché crede nei valori di questa istituzione come lealtà, coraggio, fedeltà, solidarietà, abnegazione e fierezza, la giovanissima ha consegnato la mappa concettuale del suo elaborato al comandante della compagnia di Abano Terme, Maggiore Carmelo Recupero. Un lavoro approfondito che ha toccato varie materie, tra cui storia, con la nascita dell'arma e le vicende di salvo d'acquisto, scienze, con la presentazione dei cani molecolari, storia dell'arte, con il quadro di Giovanni Fattori, Carabinieri a cavallo in perlustrazione, fino a educazione motoria con le prove fisiche che gli allievi affrontano per entrare nell'arma. Un lavoro premiato con il massimo dei voti della commissione e con un piccolo dono consegnato alla giovane aspirante con l'augurio di coronare il suo sogno. Ed ora andiamo invece a parlare degli alpini, 100 anni di alpini in altopiano, far memoria e futuro. 100 anni di alpini ad Asiago, 100 anni di alpini in altopiano, ma più in generale un secolo e spiccioli di penne nere. Già, perché la storia degli alpini passa dall'altopiano, dall'Ortigara, da quella montagna che è diventata prima il loro calvario e poi il motivo per incontrarsi in tempo di pace e dare vita alle adunate. E così Asiago torna a essere il punto di riferimento per gli alpini che celebrano i 100 anni di vita della sezione Monte Ortigara del gruppo asiaghese e di quello di Gallio. Una grande emozione che parte dal centro della cittadina e arriva su fino alla colonna Mozza a quota 2105. Quando si arriva, che è un attimo di silenzio, che si ricordano in quegli anni, in quella grande guerra, pensare un po' a 2 metri di neve, a meno 20-25 gradi, questi ragazzi di 18 anni che hanno perso la loro vita per salvare la nostra Italia e che bastava mettersi attorno a un tavolo a discutere che ci poteva risolvere tutto. È il motivo per il quale anche durante la donata nazionale, anche durante la donata del terzo raggruppamento, gli alpini hanno detto sempre comunque portatori di pace. Esattamente, anche con la donata di Vicenza e anche noi con il nostro centenario qua oggi diciamo sempre la pace, perché la pace è una cosa grande, grande, grande. La giornata inizia con il conferimento della cittadinanza onoraria asiaghese agli alpini ed è emozionato pure il sindaco. Oggi era giusto riconoscere un lavoro fatto in questi 100 anni dagli alpini che non ci sono più e dagli alpini che esistono ancora e che sono attivi. È chiaro che questo è un momento in cui noi dovremmo dare un esempio anche in molti giovani, perché attraverso le azioni così importanti di riconoscimento si valorizza anche un'attività di volontariato, un'attività di disponibilità a favore del bene comune. Poi
spazio all'alzabandiera, allo sfilamento fra ali di turisti, amici e cittadini in festa fino al sacrario dell'Eiten, dove riposano 54.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. A loro sono stati resi gli onori più alti nella penombra del sacrario, che domina la conca centrale dell'altopiano. Migliaia di giovani vite spezzate, annientate nel colore di una divisa o dell'altra nel tritacarne del conflitto, poi uniti in tempo di pace. Ed è proprio la pace e la sua costruzione che anima l'Associazione degli Alpini. Noi siamo un'associazione che fa la pace, che vuole costruire la pace, ma per costruire la pace bisogna fare quelle attività, soprattutto avere memoria da un lato e dall'altro avere quella forza di poter trasmettere la condivisione, la capacità di stare con gli altri, di condividere con gli altri. Queste sono cose che noi facciamo ogni giorno concretamente, perché questo noi crediamo sia il modo più concreto, più vero per costruire la pace. La celebrazione del secolo delle penne nere dell'altopiano lascia un monumento agli alpini, una vedetta che guarda all'ortigara e ascolta i sussurri e le preghiere dei morti dell'Eiten, senza mai chiudere gli occhi, senza mai abbandonare la posizione, senza mai retrocedere neppure di un passo verso l'oblio e la sconfitta dei valori degli alpini, perché quel che è successo non accada mai più. Ed ora torniamo per un momento a parlare della tragedia di Alex Marangò, ma lo facciamo in maniera diversa, cerchiamo di capire qualcosa in più di questi riti sciamanici. Lo facciamo con il professor Antonio Paolillo, direttore del Museo Civico La Terra e l'Uomo di Crocetta del Montello, dovrebbe essere collegato con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo insomma di questi riti sciamanici, di questi curanderos che arrivano dalla Colombia. Abbiamo visto anche che arrivano dietro comunque un pagamento, perché abbiamo visto che c'erano delle somme da pagare per questi riti che avvengono sempre più spesso nel nostro paese. Professore. Certo, allora parlare di sciamanesimo è una cosa seria e non appartiene alla nostra cultura, anche se originariamente lo sciamanesimo è un fatto religioso e spirituale che si diffonde già nella preistoria. Certamente che lo sciamanesimo latinoamericano non ha nulla a che vedere con la nostra realtà. Io mi ricordo ho fatto un documentario sullo sciamanesimo ancora negli inizi del 2000 e mi ricordo perfettamente che ho fatto fatica a poter contattare uno sciamano, perché lo sciamano normalmente è molto restio a farsi conoscere e rimane sempre in disparte. Sono riuscito a fare il documentario solo perché involontariamente mi sono messo ad aiutare un anziano signore e una donna a costruire la loro casa di adobe, di fango, questo in Bolivia, sopra i 2000 metri di altezza. Tardo pomeriggio scopro che lo sciamano era quel signore che stavamo aiutando e lui ci ha fatto un rito sciamanico che mi ha permesso di fare quel documentario che poi è stato premiato al Film Festival di Trento. Ecco, secondo lei questi riti che vengono praticati in questa maniera da questi, come li hanno chiamati loro, curanderos, che arrivano da questi paesi latinoamericani, perché c'è qualche dubbio, insomma, penso qualche interrogativo qualcuno se l'è posto, ecco. Se lo fa. Allora, guardi, innanzitutto i curandero si dividono in due categorie. Ci sono i curandero che curano le piante medicinali, sono gli iatiri, poi ci sono i paco che lavorano invece nella parte psicologica che è relazionale con l'individuo. Proprio in relazione a questo, mi ricordo era i primi anni 2000, abbiamo fatto un convegno a Castelfranco organizzato dal nostro museo assieme a Luis Otto di allora con il titolo Sciamanesimo ed etnopsichiatria, tra logia e iatria. È stato molto interessante la cosa perché ci ha fatto capire come la parte sciamanica può avere una sua funzione nel mondo medico soltanto inserita nel suo contesto, perché fuori dal suo contesto non ha relazione di esistere. Ecco, le vorrei fare una domanda a questo punto, perché usano delle piante, se vogliamo chiamarle così, come l'ayahuasca, che
possono essere comunque, a parte che sono illegali in Italia, ma pure pericolose. Certo. Ecco, partecipare a questi riti utilizzando proprio determinati riti come questa ayahuasca, come l'usare il tabacco sudamericano, come il rito, come altri riti come quello della rana, possono essere pericolosi? Allora, le piante psicotrope sono sempre pericolose se non si conosce l'uso. Quello che lo sciamano di solito non dà queste piante all'ammalato, ma le ingerisce lui per poter curare l'ammalato, per poter fare il viaggio estatico in funzione di metapompo. E ad ogni modo uno sciamano, per essere sciamano, ha tutta una sua prassi che parte dal suo sogno al suo rito di iniziazione, ma soprattutto non può farsi pagare in denaro. Perdita la sua funzione di sciamano. Quindi, professore, che sono venuti qua a Vidor, che tipo di figura sono allora a questo punto? Io purtroppo non posso sapere chi sono quelli che sono venuti a Vidor, ne posso parlare dello sciamanesimo in generale. So che gli sciamani non si fanno pagare, conoscono le piante, curano gli ammalati, ci sono sciamani di diverse forme. Ad esempio uno sciamano sa perfettamente curare un parto ortodalico come la partera, anche le partere fanno parte degli sciamani. Secondo lei come mai questi riti, queste cerimonie hanno preso così piede? Perché insomma da quello che abbiamo capito non era la prima volta che si svolgevano queste cerimonie non solo in abbazia, ma comunque anche in altre zone. Sì, anche in altre zone. Purtroppo è un problema della nostra società. È un problema della nostra società, e nella letteratura oggi questo tipo di, tra virgolette, sciamani, vengono chiamati gli sciamani di plastica, sono figure che sono entrate in quello che è il mercato globale cercando di creare, di farti i loro interessi. Che cosa succede? Succede che se lo sciamano viene trasferito dalla loro cultura alla nostra cultura, qui si ritrova in un ambiente totalmente diverso e la cosa non può certamente funzionare. Senta, le chiedo un'ultima cosa, anche per far capire alle persone, ma soprattutto a chi partecipa a questi eventi, poi dietro anche pagamenti di somme, che cosa può creare l'assunzione di sostanze come quella che abbiamo citato, cioè l'ayahuasca? Allora, è molto pericoloso, può portare anche alla morte, non solo l'ayahuasca. Qui da noi c'era l'uso, parliamo del Medioevo, forse anche prima, della datura stramonium e di altre piante velenose, però comprese dalla nostra cultura. L'ayahuasca, come la vinca in Bolivia, o altre piante psicotrope, o il peyote o il San Pedro, se non sono utilizzate nel modo corretto, possono portare alla morte, perché portano a stati di alterazione molto molto forti. Mi scusi, ma è così facile farle arrivare in Italia, nel senso che comunque sono piante illegali? Cioè, è così semplice riuscire a portarle da noi? Questo non lo so. So che lo fanno e so che ad ogni modo entra in quel circuito che è quello della droga, e tra l'altro più ne parliamo delle droghe, più i giovani sono curiosi e provano. Infatti io non so se questo fatto mediatico sia utile per allarmare i giovani davanti a questo fatto, oppure se andiamo a incuriosirli ancora di più e loro cercano queste soluzioni, diciamo tra virgolette estreme, cercano di trovare una soluzione per la loro autostima probabilmente, che non hanno più, ma questa è la nostra società. Abbiamo bisogno più di un psicologo e di un sociologo. Senta, mi ricordo che nel convegno che abbiamo fatto a Castelfranco è stato utilissimo l'intervento di Galimberti, il sociologo, che ci ha chiarito un sacco di punti su questi fenomeni, e dove la verità naturalmente non c'è, non esiste.
Senta, le volevo fare un'ultima domanda. Se lei dovesse insomma parlare con queste persone, perché poi non sono solo giovanissimi, ma di tutte le età che si avvicinano a questi riti, a queste cerimonie e insomma, come diceva lei, comunque rischiando, perché assumono sostanze che comunque non sono sotto il controllo. Abbiamo visto quello che purtroppo è accaduto ad Alex Marangon, poi saranno le indagini che chiariranno. Certo è che insomma, il ragazzo probabilmente non era completamente in sé. Se dovesse parlare con queste persone per far capire insomma, la pericolosità di avvicinarsi a questi riti, che cosa potrebbe dire loro? Lei che questi riti li ha studiati e li ha seguiti. Cosa possiamo dire? Semplicemente di stare attenti. Noi purtroppo siamo fragili e siamo fragili davanti a queste cose che vengono considerate delle novità. Un ragazzo per la sua autostima cerca la novità, cerca lo sballo, cerca di trovare un suo mondo e poter trovare la forza per reagire. Diciamo che lo stesso effetto che faceva l'alcol all'inizio lo fanno oggi queste droghe, cercheranno sempre più droghe più pesanti. Non penso che ci sia la purga per lo spirito, non penso che ci sia la necessità di queste droghe per poter arrivare al mondo spirituale. Lo sciamanesimo è una scienza antica e ad ogni modo legata alla medicina. Quando esce da quel contesto, qui da noi diventa soltanto un fattore economico e di denaro. Professore, io la ringrazio davvero, speriamo davvero di aver chiarito alle persone che magari si vogliono avvicinare a questi riti, insomma, in che strada rischiano di trovarsi. Quindi la ringraziamo davvero, professore, grazie per la sua disponibilità. Di nulla. Grazie, buon lavoro. Altrettanto a lei. Noi andiamo avanti, lasciamo insomma questa ampia pagina che abbiamo dedicato in questa nostra prima edizione alla morte di Alex Marangon e andiamo a Trieste perché tuffi dalle grandi altezze nella cornice di Piazza Unità, la sfida che coinvolge ben 24 atleti internazionali. Campioni di tuffi dalle grandi altezze sono giunti da tutto il mondo a Trieste per la 2 giorni di gare di Vertigo Cliff Diving, evento che vede protagonisti 24 atleti Red Bull Cliff Diving, tra i quali 2 campioni del mondo in carica, Konstantin Popovici e Rihanna Eifland. Per le donne, tuffi dalla piattaforma da 20 metri, per gli uomini si sale fino a 27. Come ho già predetto, abbiamo avuto una grande fortuna a poter entrare in collaborazione con questi atleti e quindi ci hanno fatto un grande regalo e non potevamo perdere l'occasione. Tanti atleti che sfidano ovviamente anche se stessi, tuffi spettacolari, la gente si sta divertendo, ve lo auguravate ovviamente? Sì, era il nostro sogno, è un sogno che si è avverato, si sta avverando perché non è finito. Speriamo vada tutto bene perché stiamo molto attenti alla sicurezza. Come vedete è uno sport che è veramente estremo, per cui bisogna fare molta attenzione e avere molto rispetto per le regole. Oggi la prima giornata, domani la giornata conclusiva e la sera le premiazioni, così giusto? Certamente, domani sera verso le 20 circa ci saranno le premiazioni, ci saranno dei personaggi che verranno a premiare questi fantastici atleti e come già ho detto loro sono gli attori principali, noi siamo un buon supporto, speriamo che si siano trovati bene e che quindi si possa sognare di poterlo ripetere. E si chiude qui questa nostra prima edizione, vi ricordo questa sera il telegiornale di Treviso alle 19:30, io ringrazio Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo che ci hanno seguito in questa nostra diretta e ringrazio ovviamente voi per averci seguito, vi do appuntamento ovviamente per la prima edizione a domani, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.